Ben ritrovati cari telespettatori, grazie di essere qui con noi, a voi e naturalmente ai nostri ospiti di questa serata. Ci saranno diverse interviste, approfondimenti molto interessanti in campi e ambiti diversi anche tra loro, ma questo è un po' il bello, avere tante informazioni, non informazioni così un pur parler, ma scientifiche, sempre con grande fondamento di realtà e di studio. E incominciamo parlando di ambiente che purtroppo ineluttabilmente si va a deteriorare, va a cambiare e quindi di conseguenza altera le nostre vite, le nostre esistenze e tutti i meccanismi che presiedono la nostra comodità di vivere e anche, diciamo, i comfort. Parliamo di biofilia e parliamo di disastri ambientali. Allora, lo facciamo con due grandi esperti. Abbiamo il piacere di avere qui con noi la dottoressa Rita Trombin. Grazie, dottoressa. Che è Buonasera. buonasera, psicologa ambientale, presidente dell'AIB, ovvero dell'Accademia Italiana di Biofilia. E abbiamo anche il professor Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale, SIMA. Ben arrivato, ben ritrovato anche a lei, professore. Grazie a lei e una buona serata ai suoi ascoltatori. Allora, questa volta diamo precedenza alle signore, partiamo con la Presidente Trombin. Innanzitutto, psicologa ambientale, noi ci siamo già incontrati anche con i nostri telespettatori e con lei un bel po' di tempo fa, il tempo vola però è un po' di tempo fa, e quindi riprendiamo senza dar nulla per scontato. Chi è lo psicologo ambientale e che cosa fa questa, e cosa si occupa questa Accademia Italiana di Biofilia? Lo psicologo ambientale è una figura professionale che si occupa della relazione tra persone e ambiente. Infatti, se ci pensiamo, l'ambiente in cui viviamo non è mai neutrale, quindi ogni caratteristica dell'ambiente, dalla più piccola alla più grande, quindi come un profumo oppure le caratteristiche di un edificio, possono andare a influenzare quelle che sono le nostre attivazioni corporee, come il livello di attivazione cardiaca, le nostre emozioni, quindi come la felicità o la tristezza, ma anche i nostri pensieri, ad esempio rendendo i pensieri più o meno creativi, e anche i nostri comportamenti, quindi influenzando il modo in cui ci comportiamo nella nostra vita, ma anche nei confronti dell'ambiente stesso. E quindi la psicologia ambientale si occupa proprio di studiare quella interrelazione che c'è tra noi e l'ambiente, quindi come l'ambiente ha un'influenza su di noi e come noi influenziamo l'ambiente con i nostri comportamenti. Per quanto riguarda invece l'Accademia Italiana di Biofilia, AIB, ecco che la psicologia ambientale è uno dei nostri fondamenti. Noi siamo un ente scientifico, no profit, dedicato proprio a studiare e a mettere in campo ambiti come la psicologia ambientale, la biofilia e il biophilic design o progettazione biofilica, proprio per promuovere un benessere a 360 gradi grazie a un ambiente sano e adatto a quelli che sono i bisogni umani. È una cosa molto importante, infatti dopo vi faremo vedere anche delle immagini che sono particolarmente significative perché ci fanno capire quanto un ambiente piacevole immerso nella natura possa cambiare la percezione anche degli spazi. Chiedo l'intervento del Presidente Miani. Quanto il seguire i principi della biofilia potrebbe giovare all'ambiente che si sta deteriorando, secondo lei e secondo i vostri studi? Beh, rispondo dicendo molto, perché da un lato miglioriamo una serie di parametri nostri, sia fisiologici che anche psicologici, e questo nostro migliorarci e stare meglio, vivere meglio, ci porta e ci spinge ad avere maggiore attenzione per l'ambiente, maggiore cura dell'ambiente che ci circonda. E questo ovviamente non può che fare bene all'ambiente stesso perché ci induce proprio ad avere una maggiore attenzione, quindi ridurre il nostro impatto sull'ambiente, dalle nostre piccole scelte quotidiane fino alle scelte di comunità e quindi anche politiche di uno Stato. Ecco.
Sono scelte importanti effettivamente. Dottoressa Presidente, passano attraverso la progettazione anche urbanistica perché bisogna creare delle connessioni, le connessioni degli spazi anche dove si vive, dove sorgono anche le città e non è così semplice. Ci sono delle progettazioni molto interessanti e all'avanguardia da questo punto di vista. Allora, voi avete analizzato i vari campi dove dove viene tratto giovamento e anche in che termini, con dei numeri che sono impressionanti. Se vuole illustrarci questo. Sì, assolutamente. Allora, intanto dobbiamo pensare che la maggior parte della popolazione oggi vive in zone urbane, quindi in città. Quindi molto spesso, data la nostra vita frenetica e piena di cose, il contatto con la natura viene meno e si riduce spesso ai nostri momenti di tempo libero. E inoltre dobbiamo pensare che spendiamo in ogni giornata il 90% del nostro tempo, quindi circa 22 ore al giorno, in ambienti chiusi, in ambienti confinati dove spesso non vi è una presenza di natura sufficiente. E quindi, seguendo proprio i principi scientifici che vanno a studiare qual è l'ambiente più adatto per l'essere umano e come portare la natura di cui l'essere umano ha bisogno nei nostri ambienti, possiamo seguire proprio delle linee guida che hanno un impatto enorme poi su quello che è il nostro benessere, perché se noi diamo al nostro organismo e al nostro cervello ciò di cui hanno bisogno, quindi la natura, è chiaro che i benefici poi sono enormi. Lo vediamo ad esempio nei contesti lavorativi dove c'è proprio un aumento notevole della produttività e quelle che sono proprio la qualità delle performance lavorative che arriva fino a un 25% in più. Aumenta la creatività notevolmente, si riduce l'assenteismo, aumenta il benessere e questo si vede anche in altri tipi di contesti come quelli ospedalieri, dove vi è proprio una riduzione di quello che è il periodo di degenza in ospedale, di ricovero ospedaliero del 18% e una riduzione degli analgesici dato proprio dalla diminuzione del dolore del 22% in quei contesti dove il paziente ha la possibilità di avere un contatto con la natura, che può essere anche semplicemente un contatto con il verde e con la luce naturale, che sono Ecco, dottoressa, fondamentali appunto per il nostro benessere. ma come avviene scientificamente questo? Cioè, come è stato misurato? Perché comunque può essere una casualità, ci sono dei fondamenti scientifici in questo? Assolutamente, tutto ciò di cui noi ci occupiamo è scientifico e quello che ho appena menzionato, quindi l'ambito ospedaliero, è uno degli ambiti più studiati a livello pionieristico. Infatti parliamo di studi che già dagli anni Ottanta in contesti ospedalieri ci hanno fatto vedere che quei pazienti che nel periodo post-operatorio, dopo un intervento chirurgico importante, appunto coloro che avevano la possibilità di vedere dal loro letto degli alberi piuttosto che un altro edificio, quindi vedere appunto un edificio senza la presenza di natura, avevano appunto un periodo di ricovero post-ospedaliero, post-operatorio molto più breve. E così poi è iniziato appunto un processo di studio molto più intenso rispetto a questi fenomeni, che ora diciamo riguarda davvero migliaia e migliaia di studi svolti in tutto il mondo che rendono innegabile come l'essere umano abbia bisogno di natura e che la natura porti dei benefici enormi proprio su di noi. Allora, partiamo dagli ambienti dove possiamo vivere, dove viviamo normalmente, ma anche quelli, appunto, lei accennava il discorso dei luoghi di lavoro, poi ci sono anche gli aeroporti, i luoghi dove si transita o si permane anche per diverse ore. Insomma, la scelta delle forme anche naturali, quindi prediligere forme tondeggianti, angoli smussati, colori che richiamano la natura o proprio angoli e spazi verdi dove ci sono piante vere, ha condizionato la permanenza in questi luoghi. Voi avete anche dei numeri significativi relativamente al commercio e alle attività commerciali?
Sì, assolutamente. Si è proprio notata una preferenza anche per i luoghi appunto di commercio, i negozi dove vi è una presenza di natura, proprio perché in modo innato siamo attirati dalla natura in forma diretta, ma anche, come diceva, in forma indirette, quindi dalle forme naturali, i colori, i materiali naturali. E quindi vi è proprio un impatto su quello che è l'aumento delle entrate nei negozi, l'aumento delle vendite, ma anche l'aumento della permanenza all'interno del negozio che raggiunge quasi un 300% di tempo in più. Proprio perché le persone, durante il loro tempo libero, quando vanno a fare compere, hanno voglia di svagarsi e la natura, diciamo, è uno dei fattori che, primis, se non il fattore principale, che fa sì che riusciamo a far riposare, far rigenerare proprio il nostro cervello, dandogli la possibilità di ricaricare le proprie batterie. Quindi perché non combinare momenti di tempo libero e di svago come possono essere quelli di shopping con la natura, dove quindi si ha la possibilità proprio anche di ricaricarsi e di ridurre lo stress. Perfetto, quello che sta dicendo la dottoressa è suffragato da migliaia, veramente migliaia di pubblicazioni, studi e ricerche internazionali sull'impatto dell'ambiente sui vari aspetti della vita quotidiana. È vero, dottoressa? Sì, assolutamente, ormai appunto come dicevo è innegabile, potremmo parlare di una sorta di nuovo negazionismo, nel senso che è proprio innegabile da veramente migliaia di studi svolti in tutto il mondo, quindi possiamo proprio dire che è anche qualcosa che riguarda l'essere umano, e appunto indipendentemente da dove appartiene, proprio perché questi fenomeni si basano, come si diceva all'inizio, sulla biofilia, quindi il nostro legame innato, radicato nel nostro DNA con il mondo naturale. E quindi quando siamo in grado di soddisfare questo legame, questo bisogno di natura, si attiva una cascata di benefici che l'evidenza mostra. E come dicevo, appunto, in qualsiasi contesto, perché troviamo benefici appunto, dagli aeroporti, dove le persone sono tipicamente stanche e stressate, quindi si hanno la possibilità di avere un contatto col verde, con la luce, con i materiali, con anche i profumi naturali hanno sicuramente la possibilità di ricaricarsi e di sentirsi meglio per proseguire il viaggio. Contesti scolastici anche, dove si è visto che gli studenti hanno un aumento notevole della velocità dell'apprendimento, ma anche dei risultati scolastici e accademici nei contesti universitari, negli uffici, come si è detto, nei negozi e anche a livello urbano, dove si è visto che la presenza di aree verdi diminuisce notevolmente la criminalità, ma anche la prevalenza di disturbi di salute mentale proprio per chi ha, diciamo, potremmo dire il privilegio di vivere in quartieri dove la presenza di verde è un pochino più alta. Lei dice anche la diminuzione della criminalità, quindi vuol dire che la mancanza di contatto con la natura, di verde, eccetera, va a influire psicologicamente i comportamenti e le reazioni delle persone. Scatena, cioè delle reazioni anche criminali, ma quindi di aggressività maggiori. Le chiedo. No, no, dicevo che appunto una presenza di aree verdi ben curate, chiaramente non abbandonate, è associato a una diminuzione della criminalità fino al 16%, in quanto il verde porta le persone a spendere più tempo in comunità, più tempo all'aria aperta, ovviamente ripeto, il verde ben curato, il verde dove le persone Certo. stesse si sentono sicure di poterci andare, di poterlo frequentare, porta anche a un aumento delle interazioni sociali, quindi proprio alla creazione di comunità. E quindi anche qui è proprio un campo a parte, potrebbe essere proprio un campo di studio a sé rispetto a questo, dove proprio si sta vedendo che notevolmente che l'aumento di aree verdi porta ad un aumento di quella che è anche la resilienza della comunità e appunto la forza della comunità stessa.
perché poi appunto si creano delle connessioni più forti e la criminalità diminuisce. Certo, grazie dottoressa. Adesso noi andiamo in pubblicità, ritorniamo, ricordiamo per esempio che nelle scuole si parlava di aumento del rendimento, l'aumento è fino al 26% e la capacità di concentrazione aumenta del 15%. E le prove scritte migliorano del 14%, quindi è meglio meditare su questi dati. Quando torniamo dalla pubblicità sentiamo anche il professore, naturalmente presidente di SIMA, con altre cose, non tutte positive, però sono sempre conseguenza dei comportamenti umani. Tra poco.